La risposta delle 8 superatlete della prima serie 200 misti femminili. You see about that, no? Anyway, I want to give it up for the brother. Give it up for the brother. Running from the thought, I keep bumping back into it. Trying to get away, keep dragging me into it. Running from the thought. Tanto Sara Ghiertianfi, vice campionessa italiana di categoria dei 50 farfalla, approfitta della sua velocità di base nella prima frazione, 29-26 di passaggio. Girardi in seconda posizione, Jurasek in terza. Attenzione la Girardi in corsia 1, dorsista, primatista italiana, ragazze del dorso, che proverà a rientrare in questa seconda frazione. Rientra sicuro Martina Rosa, vice campionessa italiana giovanile dei 200 misti, che è già in seconda posizione nella scia della Ghiertianfi. In terza posizione la Jurasek dalla quinta corsia. Dal dorso si passa alla rana, cambio di stile, frazione chiave, frazione determinante quella della rana per dare informazioni sul possibile epilogo di questa gara. C'è l'attacco di Martina Rosa, la più ranista fra gli atleti in vasca. Rientra anche la Cusinato nella rana, ottima mistissa, la giovane atleta del team Veneto, classe 99, la più giovane proprio lei, insieme alla Cagnato che nuota in settima corsia. Ghiertianfi che resiste al comando, incalzata da Martina Rosa, che probabilmente si prende il passaggio ai 150, con la Cusinato che risale in terza posizione. Prima della volata finale a stile libero, Martina Rosa 1:45:47, a 3 decimi esatti c'è Sara Ghiertianfi, la Cusinato in terza posizione 1:46:75. Primato della manifestazione di Veronica Lucchese 2:19:75, con la Ghiertianfi ottima stile liberista che allunga. Martina Rosa risucchiata dall'attacco della Cusinato, con la Ghiertianfi che va a vincere. Sara Ghiertianfi 2:17:36 davanti a Ilaria Cusinato, 2:18:68 Martina Rosa, 2:18:98 Jurasek, Girardi, Casalotto, Spadazzi, Cagnato a chiudere. Risultato ancora ufficioso.